Bentrovati a questa nuova edizione del TG Guardando la settimana, la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tigullio negli ultimi 7 giorni. Ed è una puntata del TG Guardando la settimana monotematica, infatti sarà dedicata tutta all'ondata di maltempo e alle conseguenze che la violenta mareggiata ha portato sul Tigullio, danni ingenti in particolare al Tigullio occidentale, colpite i comuni di Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo e Zoagli, ma anche Seste Levante, Lavagna e Boneglia non sono state escluse da questo evento atmosferico senza precedenti a memoria d'uomo nel nostro territorio. Ripercorreremo nei prossimi minuti con i nostri servizi realizzati durante i giorni di questa settimana le diverse situazioni in cui si sono trovate e si trovano ancora queste località colpite dalla mareggiata. Vi lascio dunque a questi servizi realizzati nel corso della settimana. Il TG Guardando la settimana si concluderà al termine di questa lunga rassegna di eventi e di fatti che si sono verificati sulla costa del nostro Tigullio, danni e non solo. Vediamo i servizi. La situazione è molto delicata, ci sono degli ingenti danni al porto Carlo Riva. È crollato un pezzo di muraglione. È crollato un pezzo di muraglione, ingenti danni sul lungomare che noi abbiamo chiuso. Adesso l'invito che fa il sindaco e la nostra pubblica amministrazione è quella di rimanere in casa, c'è molto vento, è pericoloso stare in giro. Ecco, abbiamo visto anche volare palme, rami di palme. È pericoloso, capisco i curiosi, capisco la tanta curiosità, ce la stiamo mettendo tutta con la polizia municipale, con tutti gli operatori. Fate, sta tranquillo, l'amministrazione, in particolar modo il sindaco, restate a casa. Il COC continua a essere convocato, la situazione viene monitorata? Assolutamente, il COC, abbiamo messo tutte le forze che avevamo sul territorio, siamo in collegamento costante con la prefettura, con la regione Liguria, sta funzionando tutto molto bene, ma abbiamo bisogno della partecipazione dei cittadini che ci aiutino, come? Rimanendo in casa. Ci troviamo sul lungomare di Rapallo, come vedete l'invaso completamente dal mare in burrasca. Ci sono in questo momento tanti curiosi che assistono al fenomeno, ma anche i vigili del fuoco che stanno invitando le persone a spostarsi verso l'interno, che potrebbe essere comunque una situazione pericolosa. È un po' che non si vedeva un mare così a Rapallo? Moltissimo, anni e anni che non vedevo un mare così, però c'è stato un periodo, un anno che è arrivato anche in piazza il mare, per cui parliamo di molti anni fa. Sempre comunque uno spettacolo affascinante nonostante i problemi. Affascinante, mica tanto, dice lei. Comunque per noi è pare che sia venuto giù anche un pezzo di diga al porto. Purtroppo noi, che ora il mare prende molto meno, che anni fa il porto non c'era e non c'era neanche diciamo, il Policciolo, che per cui il mare era molto più aperto. È già bene così. Adesso si aspetta che passi la notte. Speriamo. È stato riaperto la strada che collega Portofino al Culm, Portofino Vetta. Quindi non è isolata? Allora, è isolato, però abbiamo la possibilità di far passare mezzi di soccorso piccoli, una piccola Panda, un porta. Quindi un'ambulanza potrebbe passare? Un'ambulanza, adesso eravamo qua in riunione, ho parlato con la dottoressa Rabagliati, la quale adesso fa arrivare a Portofino un'ambulanzina, un 4x4 della Panda. C'è già sul territorio, sono già stati portati dai vigili del fuoco, comunque medici e infermieri. Questa mattina ci siamo sentiti e sono subito intervenuti, perciò ringrazio il pronto intervento da parte di tutti gli enti, ecco, quello assolutamente. Nel borgo qual è la situazione? Che danni ci sono stati? Nel borgo la situazione è il posto di una mareggiata intensa, con danni comunque imbarcazioni, portoni, negozi e piazzetta, ma quello sono cose che siete abituati, fra virgolette. Non è un problema, ecco, è stata una mareggiata come non si è mai vista, quello certo, però diciamo che queste cose qua, ci sono i portofinesi, già ieri sera si sono riboccate le maniche tutti insieme e ora stanno pulendo, stanno sistemando la situazione. Il problema grosso è l'accessibilità della strada, che la provinciale 227, che per 200 metri non esiste più.
questo sarà un grosso problema. Ho avuto la dichiarazione pronta dell'assessore alle infrastrutture Gian Padrone, il quale ha detto che sicuramente avrà le risorse disponibili per poter ripristinare al più presto la strada, però sarà un lavoro non breve. Viene adesso perciò importante ripristinare una linea via mare, ecco. Si aspetta l'esercito a questo punto anche per un primo collegamento? Sì, l'abbiamo già chiamati ieri sera insieme col sindaco Donadoni, c'è già la disponibilità della protezione, della colonna di protezione pronta per venire e probabilmente il Genio Militare valuterà anche un intervento sulla strada. Ecco. Di cosa ha bisogno adesso Portofino? Portofino adesso ha bisogno soprattutto di poter ripristinare il gas, la luce, ci hanno dato disponibilità sulla luce sicuramente, il gas c'è un po' di problematiche perché la condotta passa dove è ceduta la strada. Ecco. Qua era la zona del Plateatico, più in basso c'era un'altra terrazza, là c'era un pontile che adesso non c'è più, questo era il bagnetto, insomma un bel disastro, lo dico da presidente dei commercianti di Santa Margherita e Portofino, io credo che sia un disastro per molte attività commerciali, veramente una cosa incredibile. Io tanti anni che vivo a Santa Margherita, ma in 40 anni non ho mai visto un disastro del genere, insomma. Non c'era alcuna possibilità anche di mettere in sicurezza, perché qui ci affacciamo proprio sul mare. Qui siamo sul mare, tra l'altro Caponord è in una zona relativamente protetta, perché di solito il mare quando si alza, quando diventa è verso più il covo che va, le onde vanno a sbattere, diciamo. Invece ha preso tutta questa parte, io poi sono andato verso la strada che porta a Paraggi, a Portofino, e proprio ci sono delle voragini, è pericoloso andare, un disastro enorme, insomma, per tutto il Tigullio. Poi ho saputo che anche Rapallo ha dei grossi danni, dei grossi problemi, San Michele, insomma ci sarà da lavorare molto, io credo. Certo, speriamo anche in qualche aiuto, perché chiaramente soltanto da privati sarà difficile ripristinare tutta questa situazione, anche i comuni saranno in difficoltà. E i comuni saranno in difficoltà, io ho la speranza di credere che la Regione Liguria, insomma, interverrà in maniera importante per poter permettere la ricostruzione da qua alla prossima stagione, perché poi è chiaro che tutto questo comprensorio vive di turismo e quindi Portofino, Santa Margherita, Rapallo, insomma, sono delle cittadine fondamentali per il turismo della Liguria, almeno del Levante ligure, insomma. Qual è la situazione da voi? Allora, dalla mattina presto di questa notte sono in corso i lavori di ripristino per la viabilità che è stata risistemata per gli interventi di prima sicurezza dalla zona di Ghiaia fino alla zona di Corte. E adesso è in corso anche la rimozione dei detriti e dei rifiuti per poter cominciare a ristabilire una condizione ordinaria in zona passeggiata mare e marciapiedi immediatamente limitrofi. Sarà un lavoro lungo, però devo dire che devo ringraziare non soltanto la polizia locale, l'ufficio tecnico, gli uffici comunali e la protezione civile, oltre che i carabinieri, forze dell'ordine, ma anche i cittadini che stanno dando un supporto concreto e importante, anche tanti ragazzi giovani. È stato davvero per me entusiasmante e carico di fiducia poter girare per la città come dire, in questa situazione nefasta e vedere così tante persone che erano disponibili a offrire la loro solidarietà e il loro impegno. Credo che sia la dimostrazione che Santa Margherita è pronta già per ripartire. Il porto ha subito danni da voi? Ha subito danni molto ingenti. La calata porto, che ovviamente era un'unica struttura con questo pennello che arriva in mezzo al mare, oggi è troncata a metà. C'è un buco, dunque un danno strutturale importante, a cui si aggiungono altri danni strutturali relativi a cedimenti, in particolare sulla strada per Paraggi. Come avete vissuto questa nottata, questa mareggiata? È stato un trauma, l'adrenalina è andata via, piano in pianino sta andando via adesso. Qual è stato il momento più difficoltoso, lo scenario nel quale vi siete trovati? Direi tra le 8 e le 10, le 11 di sera, quando
quando si capiva che alcune persone potevano rischiare la vita, quindi oltre alle barche si poteva rischiare la vita di alcune persone. Alcune persone che erano però preposte al controllo? Alcune persone che sono state sorprese, si sono trovate a cadere in mare o in situazioni difficili con la propria barca, cercando di salvare la propria barca. Che era una delle, diciamo così, raccomandazioni che era stata fatta comunque di non mettere a repentaglio la propria vita per salvare la barca. Però a volte la barca è la propria vita ed è il proprio lavoro, quindi... Lei personalmente ha dato la mano a qualcuno per mettersi in salvo? Ma siamo riusciti con un gommone a salvare una signora che era a bordo del proprio yacht e siamo riusciti a prenderla, a portarla a riva e a metterla in sicurezza. In questi frangenti anche voi siete in pericolo, come si opera? Con quali, diciamo così, precauzioni? Con un giubbetto di salvataggio si cerca di dare una mano a chi ha bisogno. Lei ricorda una mareggiata così forte nel passato? Io ricordo quella del 2000-2001, adesso però non era così forte. Questa è stata, credo, la memoria d'uomo più forte che c'è mai stata. Tra l'altro è venuto giù anche un pezzo della diga del porto. Sì, la parte nuova che evidentemente aveva qualche problema strutturale perché la parte vecchia non è venuta giù. È sparita completamente la passeggiata, in certi punti non si sa neanche più dove passava, tenendo presente che è una passeggiata su roccia, perciò l'ancoraggio deve essere, diciamo, in un certo modo perfetto. Sia la parte di ponente che di levante della passeggiata. Tanta parte di ponente e di levante, purtroppo quando viene quel tipo di mare lì che entra anche in Rapallo, in Santa Margherita, ci distrugge parecchio. L'altro mare di Velta crea dei problemi alla ringhiera, invece qui ha creato dei problemi anche alla struttura. Ecco, adesso in piazza è arrivato il mare, fino in piazza? In piazza è arrivato il mare, ci sono dei ristoranti che è arrivato dentro, che l'hanno sventrati, ora non faccio di nomi, però hanno avuto dei danni enormi. Penso che sia significativo anche l'intervento su queste parti private. Ora vediamo. Chiederete i danni, comunque farete la conta dei danni? Sicuramente. Adesso bisogna iniziare a lavorare. Sì, hanno iniziato a pulire, però. È esploso il pavimento? Sì, l'acqua che si è infilata sotto ha esploso la soletta, ma era una situazione che nessuno poteva farci niente. Tra l'altro sotto la circolazione dell'acqua era libera perché poggiava su dei piloni. Sì, no, è tutto su pilastrato, libero ai lati e soltanto il muraglione a monte, ma non è bastato. Ma ci raccontava che questo è un locale che, diciamo così, ha una storia proprio, no? Da quanti anni qua a Zoggia? Storia di famiglia, perché dal 1937 che noi, insomma, la nostra famiglia è qua, prima c'erano i miei suoceri, poi mio marito, adesso ci siamo noi, ma non so se questa volta riusciremo a raddrizzarci. E io qui faccio un appello ai politici, so che i nostri della Liguria si sono attivati, ma devono fare la voce grossa a Roma perché ci facciano uscire da quella Bolkestein, che se no non ci darà modo di ricostruire e di rimetterci in piedi, perché se noi fra 2 anni scadiamo come concessione è inutile che ci rimettiamo a ricostruire un qualcosa. So che il Scajola si era attivato per far sì che noi avessimo una proroga, so che il signor Bolkestein in persona è andato a Roma a dire che gli stabilimenti balneari dovevano essere fuori dalla sua direttiva, ma sembra che a Roma non lo ascolti nessuno. Quindi noi facciamo questo appello: o ci togliete questa spada di Damocle dalla testa o se no lasceremo andare tutto in malora. Avete superato anche i bombardamenti aerei della seconda guerra mondiale? Siamo sopravvissuti a quelli e speriamo di sopravvivere anche questa volta, però abbiamo bisogno più che altro di certezze per il futuro.
Per Portofino la conclusione della stagione turistica, che solitamente coincide con il Ponte di Tutti i Santi, è stata bruscamente anticipata. Quest'anno però insieme ai turisti stanno lasciando il borgo anche alcuni residenti che dalla notte di lunedì sono isolati. La violenta mareggiata che ha lambito le coste liguri ha fatto collassare un tratto di 200 metri dell'unica via d'accesso al paese. Questa mattina è giunto anche l'esercito a dar manforte agli amministratori locali, in primis il sindaco, che sin dalle prime ore si è adoperato per arginare gli effetti dell'isolamento. Ottenuto il presidio medico, ripristinata la corrente, resta ancora il disservizio del gas. La preoccupazione maggiore tuttavia riguarda proprio la viabilità. La prospettiva è che possa essere ripristinato entro la Pasqua 2019. Per i portofinesi un'attesa troppo lunga e il timore che il tradizionale letargo in cui il borgo piomba nei mesi invernali rischi di trasformarsi in un riposo perpetuo. Noi siamo in 6, a parte adesso chiudiamo per ferie, però in piena attività siamo 5 più noi, siamo 9 persone, devono vivere tutti, come possiamo? Bisogna darli a casa, perché costano delle baraccate di soldi poi. Che è venuto giù il muro lì dietro al castello, che non si può più passare. Quelli che vanno su sul monte, vanno a Pietre Strette, vanno alle antenne e scendono di là. Adesso vediamo nei prossimi mesi come si evolve la situazione, speriamo che aprino la strada, perché senza strada qua siamo isolati, non abbiamo possibilità di lavorare. È un vero problema non avere i collegamenti verso Santa, perché logisticamente parlando portare il latte, brioche, cose è un bel problema. Adesso ci stiamo dando una mano con la capitaneria che ci ha portato loro questa mattina e cerchiamo di cavarci come possiamo. Ci sarà un battello, così dicono, per i bambini, per i ragazzi che devono andare a Santa Margherita, a Rapallo, a Chiavari, a scuola, e poi dall'altra parte faranno la spola con il pulmino che veniva qua, che adesso è proprio impensabile venire a Portofino con qualsiasi mezzo, è proprio impensabile. Sindaco, questa mattina come si è ripartiti? Si è ripartiti con la voglia di fare, con tantissima partecipazione cittadina, con tantissimi problemi. La voglia ce l'abbiamo, il senso di responsabilità anche, non c'è neanche da dormirci un minuto, ma bisogna ricominciare. Oggi una buona notizia c'è, i ragazzi sono ritornati a scuola, le scuole sono aperte, noi siamo partiti un'ora dopo. Siamo ripartiti per la pulizia e per la messa in sicurezza, questo è il nostro obiettivo primario. È possibile fare un calcolo dei danni, quanti problemi avete avuto in città? Enormi, danni ingenti, sarebbe superficiale e non sarebbe corretto parlare di numeri, però parliamo di realtà, io Rapallo la conosco benissimo, Rapallo è in forte sofferenza, una cosa sola chiediamo, la chiediamo fortemente, lasciateci lavorare, poca propaganda, tanta voglia di fare, deroga del patto di stabilità subito, e la possibilità di utilizzare le nostre risorse per partire domani e rifare la città. Si può fare un elenco dei problemi più gravi, dalle frazioni al mare? San Michele di Pagana, primario, via Venaggi, primaria, danno ambientale enorme nel nostro golfo. Salvare il porto. Porto Carlo Riva per noi è una risorsa, non tanto per il porto, per i privati, ma soprattutto per la protezione che dà. Quindi dobbiamo ricominciare, ma subito. Questa notte siamo di nuovo in allerta. Ieri il mare ha invaso la passeggiata e le attività, oggi la città è sul lungomare, sì, è così? Sì, la città è sul lungomare, abbiamo lavorato tanto per la messa in sicurezza del territorio, ma qui non è il territorio, qui non è la montagna, ma qui è il mare, che è una forza naturalmente, qui non ci sono responsabilità, questa volta non ci sono responsabilità da parte di nessuno, c'è solamente la natura non la fermi. Il porto aveva già avuto un lavoro importante di messa in sicurezza, però non è bastato evidentemente. Non è bastato, io non sono un ingegnere idraulico, ma dicono che la forza di queste onde corrisponda a più di un treno a massima velocità contro un corpo statico fermo. Di conseguenza immaginatevi la forza che ha avuto queste onde, sono 11 di 10 metri, 11 metri. Io quando mi sono recato qua purtroppo la barca, come vedete voi, aveva già mollato gli ormeggi. Ho sentito i ragazzi, hanno vissuto una notte d'inferno, perché alle 2:30, all'1:30, 2 hanno cominciato a mollare gli ormeggi e come da buoni marinai si fa, si sono ospitati sulle altre barche, si sono messi tutti sulla barca più grossa fino a quando hanno cominciato a mollare la prima barca, poi la seconda, la terza. Qual è la barca su cui lavorate? Questa qua, questa barca vela qua. E purtroppo la vedete anche voi, adesso è arenata lì. Cosa bisogna fare adesso? Adesso bisogna fare, purtroppo il problema
sarà innanzitutto per i posti di lavoro di tutti questi ragazzi. L'importo ha ceduto. Davanti al mare, una volta gli anziani dicevano che davanti al mare il mare non si ferma, quindi lì purtroppo queste calamità naturali sono cose che uno se le aspettava, però quando uno sente forza 8, forza 10 il mare, dice sì, ok, però magari tante volte che quei bollettini meteo non se l'aspetta, invece purtroppo stavolta è arrivato quello che non si è riuscito a fermare. Purtroppo bisogna ringraziare prima di tutto il sindaco di Rapallo, che ha fatto un gran lavoro bloccando, non facendo più entrare nessuno, la capitaneria che non ha più fatto entrare nessuno sulle barche, il porto è chiuso, fondamentalmente non facendo più entrare le persone dentro le barche, le cose. Chi c'era è stato salvato comunque dai pompieri che hanno fatto un gran lavoro. E quindi fortunatamente non ci sono state vittime, che quella è la cosa più importante. Le barche purtroppo si rifaranno. I cittadini di Rapallo questa mattina si sono ritrovati sul lungomare per dare una mano, è una bella sensazione questa. Avevamo tantissimo a cuore dopo lunedì sera di venire a ripulire casa nostra, perché io abito qui come tutti i ragazzi che sono qua. Quella sera che cosa hai visto? Uscito da lavoro sono venuto alle 11 qua in passeggiata, ero dall'Hotel Italia e veramente una scena apocalittica con le onde che sbattevano le barche sugli scogli come fossero coriandoli. E quindi diciamo, oggi che è il mio giorno libero da lavoro, come faccio tutte le settimane, è bello pulire casa per tenerla, perché vivere in un posto bello è più bello, e allora sono venuto. Sei anche con gli amici, ci sono tanti ragazzi qua oggi. Ci siamo organizzati in 4-5, ma ne sto vedendo tanti, siamo venuti proprio in tanti oggi. Come state dando una mano? Ma c'è da pulire la passeggiata che è così bella durante l'estate, durante l'inverno, e ci sono tantissimi detriti, tantissimi pezzi di barca, tantissime cose giornaliere, anche dei mobili così, e bisogna pulire, quindi prendi, carica sui camion e tentare di fare il più veloce possibile. Chi vi coordina qui la protezione civile? C'è la protezione civile che ci coordina, siamo arrivati questa mattina, ci hanno detto avete i guanti? Assolutamente, siete maggiorenni? Assolutamente, e quindi potete iniziare. Ci sono dei capisquadra che ci coordinano, praticamente lungo tutta la passeggiata mare ci sono 4-5 punti di raccolta dove nei giorni passati sono riusciti a portare la maggior parte dei detriti, e lì coi camion carichiamo. Rapallo vuole ripartire da qui? Vogliamo ripartire. Cosa possiamo fare? Scendere in campo e pulire, togliere legno, c'è di tutto, c'è veramente di tutto, ci stiamo dando tutti da fare, noi come protezione civile, vigili del fuoco, la polizia e specialmente noi cittadini, giovani e non. Questa mattina come si sta cercando di ripartire? Anche voi cosa state facendo? Che lavori state portando avanti? Cerchiamo di ripristinare tutti gli impianti elettrici, abbiamo tolto tutta l'acqua che era entrata dentro, tutto il mare, e cerchiamo di salvare i mobili o le attrezzature che avevamo dentro. Vi ha danneggiato qualcosa la mareggiata? Ma soprattutto fuori, all'esterno, che c'era quasi il mare, era quasi 60 cm d'acqua, e più sono gli ombrelloni, tutte le strutture che avevamo all'esterno, dentro è più acqua, siamo andati sott'acqua. I colleghi hanno avuto dei problemi anche più gravi, li avete sentiti? Sì, molto più gravi, c'è il sapore di mare che praticamente ha buttato giù tutta la veranda esterna, dentro non so se mai potrà più riaprire, purtroppo. Che sensazioni si provano questa mattina? È dura, è uno dei più, secondo me, disastri che abbiamo subito negli ultimi anni. Cerchiamo di ripartire soprattutto col turismo, noi viviamo di turismo. La vedo abbastanza dura, dopo il Morandi, dopo i lavori a Rapallo, dopo tutto, questo ci metterà in ginocchio. La sua speranza è che si possa ripartire entro quanto? Io spero subito di rimuovere almeno tutto ciò che ha portato il mare qua e ripartire tutti insieme, che abbiamo bisogno noi di tutti. Voi come cucina, quando pensate di essere già attivi? Ci devono dare il via libera, quando ci dicono sì, penso che per fine settimana, venerdì, sabato. Invitiamo allora le persone a venire a Rapallo? Senz'altro. Anche se c'è il fango per la strada? Vengono con degli stivali e speriamo che vengano numerosi. La preoccupazione forse è anche quella che adesso non c'è il porto, quindi qualsiasi mareggiata, questo vi preoccupa un po'? Non c'è il porto, non c'è più niente praticamente. C'è la difesa a mare? Assolutamente no, e questo ci fa molto molto temere il peggio.
credo che oggi la strada sia, come dire, un pochino meno ripida, diciamo così, perché abbiamo valutato che tra lunedì e martedì potrà ritornare il gas e anche che lavoreremo col Genio per consolidare la via della Ruta, che è certamente una strada emergenziale, ma che può diventare, come dire, almeno una corsia in caso di emergenza un pochino più consolidata, e che credo possa essere molto utile ai cittadini portofinesi e a Portofino stesso. Quindi in questo momento Portofino ha comunque una via di uscita o, come sentivamo, è completamente isolata, raggiungibile solo via mare? In questo momento la via è molto impervia, quindi solamente in caso di estremissima necessità e con un mezzo piccolo 4x4. Riteniamo invece che con l'intervento del Genio e quindi dell'esercito quella via possa diventare almeno una corsia consolidata, emergenziale e anche in caso di bisogno. Credo che questo sia l'obiettivo nei prossimi 10 giorni insieme al ripristino del gas. Lunedì pomeriggio invece ci vedremo in prefettura con la città metropolitana e con gli altri sindaci del Genovesato per fare i punti di situazione in vista della concessione dello stato di emergenza e anche per iniziare a ragionare su come affrontare il problema della strada provinciale che da Santa Margherita collega Portofino, che abbiamo visto da mare, peraltro arrivando, essere in condizioni veramente debilitate. Per quanto riguarda invece Santa Margherita Ligure, quali sono le priorità di intervento individuate ad oggi? Beh, direi che Santa Margherita ha interventi di carattere, come dire, più di pulizia, di ripristino delle turbinature. C'è un problema sulla diga che lambisce il porticello, che evidentemente è ancora da valutare perché si è creato un buco dal mare, quindi da questo punto di vista dobbiamo fare dei ragionamenti su come intervenire e su chi deve intervenire, perché c'è un tema di concessioni demaniali. Poi per il resto mi pare che su Santa Margherita oggi ho trovato già un altro spirito, c'erano i negozi aperti, il centro storico vivo, quindi insomma tutti si stanno rimboccando le maniche e il sistema di protezione civile sta funzionando molto bene. Questa mareggiata, francamente, io in 50 anni di attività balneare, io non mi ricordo una mareggiata di un'intensità così forte sia come mare che come vento. E questa mareggiata in effetti ha lasciato purtroppo il segno, perché sappiamo tutti i danni ingenti che ha fatto specialmente nel ponente del Golfo, ma anche qua a Levante ha fatto danni notevoli a diversi stabilimenti balneari. Quali sono state le realtà più colpite? Ma io so che ci sono stati alcuni stabilimenti balneari come i bagni Riviera, come i bagni Aldebaran, bagni Ninni, bagni Serenella. Chi più chi meno siamo stati colpiti tutti, chi ha avuto danni più lievi, chi ha avuto danni più pesanti. Adesso occorre ripartire, per farlo però c'è una burocrazia da affrontare, i tempi sembrano dilatati ma in realtà non è così. Allora, certo, adesso bisogna ripartire, bisogna rimettere a posto le strutture e qua purtroppo verranno fuori i problemi sia di finanziamento per i colleghi che hanno necessità di fare grossi investimenti. Purtroppo poi abbiamo una burocrazia che è pesantissima, che è negativa nei nostri confronti. Purtroppo abbiamo specialmente sulla Vagna una brutta situazione con l'amministrazione comunale attuale, perché siamo tutti sotto mira per le nostre opere e io voglio sperare che in questo momento, verificati i danni che ci sono stati, si voglia aiutare gli operatori, perché sennò sarebbe veramente molto grave questo atteggiamento. E poi più in prospettiva c'è sempre la Bolkestein, la direttiva che a 2 anni dalla scadenza mette a rischio comunque futuri investimenti. Sì, certamente, anche su questo fronte noi siamo sempre sospesi su un limbo. Speriamo che finalmente si riesca a uscire da questo incubo che è diventato un incubo dentro l'incubo, l'incubo del mare, del tempo, della burocrazia, della direttiva europea. Francamente questo mestiere sta diventando veramente pesante.
Non si ferma nella Baia del Silenzio a Sestri Levante il lavoro dei sommozzatori e dei pescatori per recuperare le barche affondate dalla mareggiata di lunedì notte. Numerose ancora le imbarcazioni che giacciono sul fondale e che con fatica dovranno essere ripescate e trascinate a riva. La forza delle onde del mare, capaci di piegare anche i tubi in acciaio di queste impalcature, hanno lasciato il segno sulla spiaggia e sugli edifici che si affacciano su Portobello. Tra le strutture maggiormente danneggiate l'hotel Miramare. Del piano terra, dove si trovano le cucine, le sale da pranzo e la veranda, non rimane più niente. In queste ore si sta lavorando per arrivare ad una riapertura il più presto possibile. Tra mezzanotte e le 2 il mare ha sfondato, il mare e le intemperie hanno sfondato tutte le vetrate del ristorante, delle aree comuni, della hall, e è iniziata a entrare l'acqua e ha distrutto tutto. L'albergo in quel momento era aperto, c'erano i clienti, fortunatamente nessuno si è fatto male. Fortunatamente sì, c'erano dei clienti che erano nelle loro camere e nonostante le onde del mare siano arrivate al secondo piano sono rimasti comunque in sicurezza e il giorno dopo li abbiamo fatti evacuare e li abbiamo riprotetti in altre strutture. Adesso si sta lavorando per una riapertura che si spera sia breve. Che danni ci sono stati, che cosa occorre ripristinare? La riapertura speriamo di farla quanto prima, nel senso che soprattutto per l'azienda e per tutte le famiglie delle persone che ci lavorano. E i danni sono stati ingentissimi, come si può evincere dalle immagini, e devo dire che se oggi siamo, dopo 2 giorni, 3 giorni da quando è successo, in questa situazione diversa da lunedì notte, è grazie anche a tutto il personale dell'albergo e tutti i volontari che sono venuti ad aiutarci in questi giorni di loro spontanea volontà. Il comune di Rapallo cerca di fare chiarezza in merito ad alcune voci che circolano in città. A parlarne il sindaco dopo la riunione di questa mattina. Primo, la rimozione dei relitti. Saranno i privati ad occuparsene, dice Bagnasco, e sempre loro si accolleranno le spese. Secondo punto, il porto. Anche in questo caso sarà il privato a fare i lavori di ripristino della diga. Sarà ricostruito come prima? Certo che no, spiega il primo cittadino. Verranno realizzati nuovi studi di ingegneria e di idraulica e saranno utilizzate tecniche moderne. Sempre secondo il sindaco, i proprietari sarebbero già pronti a partire e saranno lavori a tempo di record. Infine, i locali colpiti dalla mareggiata. C'è un piano dei Dehors, ricorda Bagnasco, che andrà preso in considerazione. Così la città, conclude, cambierà aspetto, non sarà più come prima. C'era un progetto di rifacimento, di messa in sicurezza del lungomare, probabilmente adesso bisognerà attuarlo. Quell'intervento che pensavamo di fare sul lungomare adesso va rivisto totalmente perché le imbarcazioni e la mareggiata hanno analizzato in più punti il lungomare, la recinzione, la ringhiera, per cui stiamo rivedendolo completamente. Mi preoccupa in questo momento anche un altro problema della canalizzazione delle acque meteoriche, che con quello che è successo probabilmente sono completamente intasate, per cui cercheremo di far intervenire dei mezzi speciali per liberare le condutture. Come comune avete stanziato 200.000 euro per le somme urgenze, diciamo, per i primi interventi, pensate di fare qualcos'altro? Allora, come comune ci stiamo raffrontando come giunta in continuo e capire come impegnare tutto quello che serve nei tempi brevissimi, logicamente consentiti dalla legge, per arrivare a dare delle risposte subito. Volete aiutare Rapallo? Venite a Rapallo, perché Rapallo comunque è una città che riesce ad accogliere. Le attività più colpite, oltre San Michele, come le dicevo, e alcune del lungomare, sono gli stabilimenti balneari. Ecco, lì abbiamo visto veramente dei casi, hanno perso tutto. Ci sono stati dei problemi e questi hanno dei risvolti anche sulla città oppure no? Il depuratore, a seguito dell'evento calamitoso di lunedì sera, è diventato inutilizzabile. Abbiamo fatto un primo tentativo di accedere alla sala elettrica che era completamente invasa dall'acqua 2 giorni fa, ma è stato impossibile perché c'erano dei cedimenti strutturali nella strada che collega la zona della stessa di Gianella fino a Punta Pedale, e pertanto non sono riusciti ad arrivare macchinari di dimensioni tali da consentire lo spostamento dei detriti che occludevano l'accesso alla sala macchine. Nel frattempo però la strada è stata sistemata,
per cui adesso hanno potuto accedere i mezzi pesanti che hanno liberato l'accesso, gli autospurghi hanno già liberato l'acqua dalla sala macchine. In questo momento Iren è attiva per cercare di ripristinare funzionalmente l'eseguo dell'epuratore, che ad oggi però utilizza ancora la condotta di emergenza per lo scarico. Si può già fare così un breve riepilogo degli interventi, delle problematiche che ci sono in città? La parte interna, centro cittadino, zona di ghiaia, centro e corte è tornata in condizioni di vivibilità, la viabilità è ripristinata, i marciapiedi pedonali sono riproposti all'uso pubblico regolare, abbiamo ancora intercluso una parte della zona giardini che ha avuto danni strutturali alle pavimentazioni molto ingenti. Le attività ancora in corso sono in particolare quelle all'altezza della Capitaneria, ma probabilmente con oggi riapriremo anche tutta la parte che poi da Corte arriva fino al Covo di Nord-Est e poi alla Cervara, seppure probabilmente con la viabilità a senso unico alternato. Pertanto possiamo dire che dopo 4 giorni la città è tornata funzionante. Avete idea di qualche cifra, almeno per quanto riguarda la parte pubblica? Sono in corso accertamenti da parte degli enti preposti per capire l'entità di questi danni. Penso sicuramente che però i danni al molo, i danni alla passeggiata per Parigi e Portofino ammonteranno a una decina di milioni di euro, forse anche qualcosa di più. Un'ultima domanda sul porto. C'era un progetto di cui si stava discutendo, adesso i fatti di questi giorni cambieranno qualcosa, avranno delle conseguenze? Il progetto del porto era realizzato su uno stato attuale, che oggi non è più attuale. Per cui ritengo che necessariamente ci dovrà essere una revisione, progettuale legata al punto di partenza, che non è più lo stesso.